Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Dopo 45 anni arriva una svolta nell'indagine sull'omicidio dell'ex presidente della regione Piersanti Mattarella. Arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore, accusato di depistaggio. Spunta ancora il nome di Bruno Contrada. A Catania si continua a sparare nella notte colpi di arma da fuoco contro un ristorante del rione Antico Corso. Picchia violentemente la moglie all'interno del loro negozio a Catania, la brutale aggressione ripresa dal sistema di videosorveglianza che ha permesso alla polizia di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e arrestare il marito di 34 anni. Gela ha arrestato il 26enne che ieri avrebbe accoltellato il parroco Don Nunzio Samà, ferito all'addome, all'interno della chiesa del Carmine. Si infittisce il mistero sui bronzi di Riace e si moltiplicano i testimoni che concordano sull'ipotesi che siano stati ripescati al largo di Augusta. Ai nostri microfoni il racconto di chi vide per l'ultima volta le statue in Sicilia, e all'appello ne mancherebbe una. Ponte sullo Stretto, il sindaco di Messina Federico Basile scrive al ministro Matteo Salvini chiedendo il coinvolgimento del territorio sin dalle prime fasi della realizzazione dei cantieri per la costruzione della mega infrastruttura. Ci sono anche due siciliani, un catanese e un ennese, tra i 25 migliori studenti d'Italia che stamattina con una cerimonia al Quirinale sono stati premiati come nuovi alfieri del lavoro. Calcio Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani sarà impegnato sul campo del Catanzaro. Inzaghi darà ancora fiducia a Brunori in avanti. In Serie C domenica il Catania ospiterà la capolista Benevento. Ancora buongiorno, scattano gli arresti domiciliari per un ex prefetto, si tratta di Filippo Piritore. Il provvedimento della Procura di Palermo lo accusa di aver depistato le indagini sull'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella 45 anni fa. Il servizio di Manlio Viola. Un funzionario della squadra mobile di Palermo, poi divenuto prefetto, avrebbe fatto sparire dal luogo dell'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980 un guanto marrone, una prova essenziale per risalire agli assassini del presidente della regione. Con questa accusa la DIA di Palermo, la direzione investigativa antimafia, ha notificato questa mattina un provvedimento di arresti domiciliari all'ex prefetto Filippo Piritore, funzionario della mobile al tempo del delitto Mattarella. Secondo l'accusa, Piritore, che era il funzionario incaricato di custodire la prova trovata nella Fiat 127 del presidente della regione subito dopo il delitto, non avrebbe rispettato il protocollo e avrebbe fatto andare su e giù per gli uffici quel guanto fino a farlo sparire. L'indagine per depistaggio apre di fatto uno spiraglio nuovo nell'inchiesta sul delitto Mattarella. Per quell'omicidio dell'ex presidente della regione sono già stati condannati con sentenza definitiva i componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra dell'epoca, ovvero Totò Riina, Michele Greco e Francesco Madonia. Al sopralluogo durante il quale l'indumento venne trovato c'era sicuramente Piritore. La sua presenza risulta da una fotografia scattata dalla scientifica che lo ritrae sul luogo in cui gli assassini abbandonarono la Fiat, ma lui stesso lo ammette, raccontando però una storia ritenuta inverosimile dagli inquirenti. Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Nitto Santapaola e suo alter ego dopo l'arresto, il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchi, uccisi il 31 ottobre del 1990 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di Pizzo. Almeno questa è la tesi della Procura Generale di Catania, che ha emesso un avviso di conclusione di indagini nei confronti di Aldo Ercolano, che gli è stato notificato nel carcere di Oristano. Sempre a Catania, ancora spari nella notte, colpi d'arma da fuoco contro una trattoria nel rione Antico Corso, nessun ferito ma cresce la tensione in città. Non è il primo episodio, ci racconta tutto Eva Spampinato. Portoni di case e saracinesche di ristoranti usati per fare il tiro a bersaglio, l'ombra della notte usata come complice di un'azione veloce e immediata, il rumore degli spari che rompe il silenzio. È successo la scorsa notte a Catania in due punti diversi della città. Qui siamo in via Stazzone, alle spalle del viale Mario Rapisardi. Lo vedete, la porta a vetri è stata presa in pieno da 4 colpi, 1,
Questo è il quarto, il secondo e poi lì in alto. Spari che ricordano che la città è tornata a fare i conti con un clima di intimidazione e violenza. E non è la prima volta che qui gli abitanti del quartiere vengono svegliati in piena notte dagli spari. Sì, ho sentito dei botti, pensavo che fosse qualcuno che bussasse a una porta e invece ho trovato questi buchi. Già è la seconda volta che succede, un mesetto fa, non ricordo. Cosa pensate? Movimenti sicuramente strani. Poco più distante, in via Lago di Nicito, all'angolo con via Plebiscito, 6 colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto una trattoria. I proiettili hanno centrato la saracinesca del locale, chiuso al momento dell'agguato. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica, che hanno repertato diversi bossoli. L'episodio riaccende la tensione in città. Solo pochi mesi fa, a luglio, lo stesso ristoratore era stato vittima di un incendio doloso. In quell'occasione un furgone di sua proprietà era andato completamente distrutto. E restiamo a Catania perché adesso vi mostriamo il film di una violenza che sarebbe potuta finire in tragedia. Un uomo picchia la moglie all'interno del loro negozio, tutta la scena viene ripresa dall'impianto di videosorveglianza all'interno dell'esercizio commerciale. Quando la donna chiama la polizia, lui prima riattacca il telefono e poi al richiamo degli stessi agenti dice: venitemi a prendere, sono il marito. Ci racconta questa dinamica il servizio di Roberta Lunghi. Una telefonata alla centrale operativa della questura di Catania, dall'altra parte una donna in preda all'ansia e alla paura. Singhiozzava e piangeva e da poche parole si comprende che era vittima di violenza da parte del compagno in un momento rubato alla momentanea assenza dell'uomo nella sua attività commerciale, in quel momento chiusa al pubblico. Lui strappa il telefono alla donna, interrompe la chiamata ma gli agenti ricompongono quel numero e a rispondere è lui, l'uomo, che in una frase netta sancisce il suo stato sugno marito, dice: mi putiti venire ad arrestare. Impietoso però ha continuato a colpire la donna a calci proprio dove aveva subito un intervento chirurgico e tutto è stato immortalato dalle telecamere che lui stesso aveva installato nel negozio. In un impeto poi chiude a chiave la porta del negozio, va via incurante della moglie 31enne riversa per terra priva di sensi. In un momento di forza ritrovata la donna riesce ad aprire la porta alla polizia con un secondo mazzo di chiavi. Gli agenti si trovano davanti a una maschera di sangue, i segni della violenza ovunque. La signora è stata portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. Per lei l'obbligo di 45 giorni di riposo assoluto, mentre non è stata ancora sciolta la prognosi per l'evoluzione del quadro clinico compromesso. L'importanza, in questo caso, della chiamata di soccorso da parte della donna ha permesso un intervento immediato che ha consentito il soccorso ovviamente della persona ferita e successivamente le immediate indagini. L'uomo trovato a casa della madre mentre tentava di nascondersi sotto il letto è stato portato in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto. Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne in altre occasioni avrebbe aggredito la moglie, la quale poi, per paura, non aveva mai denunciato. Adesso vi raccontiamo un'altra aggressione, quella a un prete avvenuta a Gela all'interno del suo ufficio parrocchiale. Il sacerdote colpito con una coltellata da un uomo, un 26enne, che è stato immediatamente arrestato nelle ore successive appunto all'aggressione. Il servizio è di Gerry Italia. Arresto lampo per Francesco Acia, 26 anni, pregiudicato, accusato di aver accoltellato il parroco Don Nunzio Samà all'interno della chiesa della Beata Vergine del Carmelo, nel centro storico di Gela. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Acia è entrato in chiesa chiedendo di parlare con il parroco. Una volta nell'ufficio parrocchiale, per ragioni ancora da chiarire, è estratto un coltello da cucina e colpito Don Nunzio all'addome. Nonostante la ferita, il sacerdote è riuscito a fuggire da una porta laterale e a chiedere aiuto. I fedeli hanno subito dato l'allarme e il parroco è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele e operato nella notte. Le condizioni sono stabili, ma le prossime ore restano delicate. Questo giovane che ha un problema mentale, un disturbo della personalità, e questo poteva accadere a chiunque, quindi non è che lui è partito per Don Nunzio, poteva essere io, poteva essere un altro prete, poteva essere chiunque per strada, voglio dire, una persona che ha un disagio mentale. Questo ci fa riflettere come questi ragazzi, queste persone hanno bisogno di più di essere curate e attenzionate da parte anche delle istituzioni.
L'arresto di Acia è scattato poche ore dopo. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso ai carabinieri di localizzare la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato un coltello compatibile con quello usato nell'aggressione. Il giovane è stato condotto in carcere con l'accusa di lesioni personali aggravate. Secondo gli investigatori il gesto potrebbe essere legato a disturbi psichici e ossessioni religiose, ma resta l'allarme per la sicurezza e il disagio sociale che sta vivendo la città. Don Nunzio intanto è stato sommerso dalla solidarietà e dalla vicinanza dei fedeli e delle istituzioni locali, che hanno espresso in maniera unanime parole di condanna per quanto accaduto. E la Guardia di Finanza di Messina ha arrestato, finiti ai domiciliari, 2 imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto che operano nel settore del commercio al dettaglio di carburante. Sono indagati per caporalato nei confronti di 9 lavoratori addetti appunto alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante nelle stazioni di servizio. Sono stati sequestrati oltre 350.000 euro. Tutto è scaturito insomma, dalla denuncia di uno dei lavoratori alle Fiamme Gialle per appunto sottolineare le gravi violazioni, le condizioni economiche a cui era sottoposto lui e i colleghi. Cambiamo argomento e ci occupiamo dell'inchiesta che in questo momento a Catania appunto ha sotto controllo l'infezione all'occhio. È successa a diversi pazienti dopo un intervento di cataratta in una clinica privata. Alcuni dei pazienti che erano andati in pronto soccorso migliorano le loro condizioni, alcuni sono stati dimessi, però insomma i NAS sono al lavoro per capire che cosa sia successo. Il servizio. Non ci sono al momento iscritti nel registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Catania coordinata dal procuratore aggiunto Agata Santonocito nel caso dei pazienti operati di cataratta a Catania che si sono ritrovati a fronteggiare postumi gravi per l'insorgere di infezioni presumibilmente causate da 2 diversi ceppi batterici. Circa 30 persone infatti sono state ricoverate in diverse strutture ospedaliere di Catania e di altre province dell'isola, Ragusa ed Enna, e in una clinica, il Centro Oculistico Europeo di Aci Castello nel Catanese, proprio a pochi giorni dagli interventi eseguiti in 2 note cliniche private a Catania, così come comunicato dal Codacons. I pazienti sono stati urgentemente sottoposti a cure e interventi. In 8 al Garibaldi di Catania, 5 dei quali dimessi, 4 in via di miglioramento al Cannizzaro, 6 al Policlinico Etneo, sottoposti a terapia antibiotica. Un 60enne della provincia Etneo presenterebbe gravi complicanze alla vista dell'occhio infettato dall'enterococco fecale. Saranno le risultanze delle indagini dei carabinieri del NAS a fornire gli elementi utili alla procura per formulare eventuali iscrizioni in un fascicolo aperto contro ignoti dove si ipotizza il reato di lesioni gravissime. Una delle 2 cliniche private in una nota comunica di avere avviato un'indagine interna sui prodotti e le attrezzature utilizzate. Il Codacons ha lanciato una task force medico-legale e un'azione collettiva, cui si aggiunge anche l'associazione Codici Sicilia, che ha già avviato una raccolta sistematica delle segnalazioni da parte dei cittadini coinvolti. Adesso ci occupiamo di una nostra inchiesta sul mistero che circonda i bronzi di Riace. Si moltiplicano in queste settimane, in questi mesi, i testimoni che concordano sull'ipotesi che i bronzi siano stati ripescati al largo di Augusta prima di essere trasferiti in Calabria. Oggi vi proponiamo con il servizio di Lorena Dolci la testimonianza di un uomo che racconta di aver visto per l'ultima volta le statue in Sicilia. Questa è una zona piena di relitti. Pianissima, ci sono navi greche, navi romane, galeoni spagnoli, aerei da guerra. Ma il più ambito fra i relitti in fondo al mare di Brucoli è una nave con il suo prezioso carico, un bottino di guerra in viaggio da Siracusa a Roma. Ormai numerosi testimoni raccontano di statue in bronzo ripescate nel 68, nascoste e spostate più volte, quindi un nuovo recupero e l'ultimo viaggio. Nell'estate del 71 Mimmo Bertoni è un bambino di 10 anni, ma ricorda bene quel giorno quando una barca approdò di fronte al Trotilon, il ristorante gestito dal padre. Notavo delle forme un po' strane, a dire la verità mi sembravano persone morte, la prima cosa. Però poi ho visto che c'era questa statua, che ho capito dopo che era il bronzo, che non era coperta con le coperte come le altre, aveva una rete. Hanno preso questa statua, hanno tolto la rete e l'hanno messa all'impiedi, quindi io vedevo questa statua
con la lancia e lo scudo, e gli hanno fatto le foto della coda, che è quello che escono di sotto, che poi dopo 10 minuti si riscaldano, e una di queste gliel'hanno dato a mio padre. Quella foto, che sarebbe una prova formidabile dell'origine siciliana dei bronzi, rimane per qualche tempo in bella mostra sui muri del ristorante, per sparire il giorno che al mondo fu annunciato il ritrovamento dei bronzi al largo di Riace. Chi portò quei capolavori dell'arte greca in Calabria? L'indomani è arrivata una barca più grande, li hanno caricati e li hanno messi nella barca, si sono tirati, attaccati l'altra barca dietro e se ne sono andati proprio in direzione Catania. Ma quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate, però sotto le coperte c'erano anche forme di leoni. Dove è finito il terzo bronzo insieme agli elmi e alle armi? E chi ordinò ed eseguì questa operazione di archeomafia? Beh, davvero interessante dal punto di vista culturale, artistico e perché no, anche dal punto di vista del mistero. Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo del ponte sullo Stretto. Si avvicina all'apertura dei cantieri, allora il sindaco di Messina, Federico Basile, gioca d'anticipo, scrive al ministro per le infrastrutture Matteo Salvini chiedendo larga condivisione e coinvolgimento reale del territorio sin da subito, dalla nascita dei cantieri fino alla realizzazione della grande infrastruttura. Il servizio di Francesco Triolo. WeBuild intanto ha avviato da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni di coloro che saranno impegnati appunto nella costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. La società in una nota ha sottolineato che si tratta di una opportunità per migliaia di posti di lavoro in Sicilia e in Calabria. Adesso a Siracusa, dove è in corso il Forum Nazionale di Confindustria, è andato per noi Francesco Aloi. Il rischio è di perdere competitività, di perdere linfa nuova nell'innovazione, quindi avere aziende sempre meno capaci di affrontare le sfide del futuro. Dal 2003 sono più di 200.000 gli under 34 fuggiti dalla Sicilia in cerca di lavoro, ma in realtà, come è stato detto al Forum di Confindustria a Siracusa, il lavoro c'è. Ci sono tantissime posizioni aperte nelle aziende italiane che, ripeto, non trovano nel 48% dei casi le persone che servono per la propria crescita. E poi ci si mette anche il calo demografico che diventa sempre più evidente, un caro prezzo che il mondo del lavoro sta già pagando. Per questo è fondamentale trattenere i giovani, capitale umano che deve essere valorizzato. Nella 2 giorni siciliana si sono incontrati grandi player di formazione e innovazione. Per la crescita del paese il tema centrale sia i giovani, le start-up, il digitale, l'intelligenza artificiale. Sono le nuove sfide del futuro che dobbiamo saper accogliere. Ma non tutti i ragazzi vanno via. C'è chi come lei è del nord, ma ha creato una start-up coinvolgendo anche giovani siciliani. Noi facciamo dei rivestimenti per le superfici e quindi cambiamo un po' le regole della pulizia e della manutenzione. Intanto, nella giornata di apertura, la ministra del Lavoro Calderone ha firmato un protocollo con Confindustria. L'obiettivo: rafforzare la collaborazione per favorire l'inclusione sociale. Mentre c'è chi tra i giovani va via, c'è anche chi rimane e viene premiato come alfiere del lavoro. Oggi la manifestazione al Quirinale, tra i 25 premiati ci sono anche 2 siciliani. Sentiamo nel servizio di Lorena Dolci. Alfiere del lavoro Filippo Nicotra. Emozionati, impettiti nella giacca del completo, eccoli 2 alfieri del lavoro siciliani, Giorgio e Filippo, che ricevono al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella, siciliano anche lui, il massimo riconoscimento per la carriera scolastica. Eccellenze dell'isola tra i 25 migliori studenti prescelti. Alfiere del lavoro Giorgio Basilotta. Filippo Nicotra di Piazza Armerina e Giorgio Basilotta di Giarra nel Catanese, entrambi 19enni, freschi di maturità scientifica, sono stati scelti tra quasi 4.000 segnalazioni. Ma non chiamateli secchioni, anche se con il loro curriculum impeccabile sono gli studenti modello di ogni insegnante. Basilotta è nato a Giarra, tutti 10 in pagelle e diploma con 100 e lode. Si appresta a entrare a medicina all'Università di Pavia. Sono solo uno che ha fame di capire, conoscenza e potere è il suo motto. Divide lo studio con la passione per la musica e la tecnologia. Massimo dei voti anche per Filippo Nicotra, appassionato di storia e già iscritto alla facoltà di giurisprudenza
giurisprudenza a Core di Enna. Il suo desiderio? Proseguire la carriera accademica. Allora, complimenti a questi due studenti siciliani eccellenti. Noi ci fermiamo, una breve pausa, ritorneremo subito dopo con la pagina del calcio. Ancora ben trovati, apriamo la pagina del calcio, partiamo con il Palermo, quindi con la Serie B. Per il Palermo è già vigilia di campionato, domani la sfida a Catanzaro appunto in trasferta. Allora sentiamo le ultime novità nel servizio di Marco Gulla. Brunori sì o Brunori no? Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro con il solito rebus per Inzaghi sulla tre quarti. Brunori o Leduaron? Finora, lontano dal Barbera, il tecnico rosanero ha sempre preferito il francese. Domani però alle 19:30 contro i calabresi Inzaghi potrebbe nuovamente dare fiducia a Brunori, apparso comunque opaco nelle ultime apparizioni. Dopo il Catanzaro il Palermo affronterà un doppio turno casalingo contro Monza e Pescara. È probabile quindi che Inzaghi gestisca i due giocatori con il bilancino nel corso delle partite. Il Palermo domani a Catanzaro deve necessariamente fare risultato per non allontanarsi troppo dal Modena capolista, che stasera giocherà in casa contro l'Empoli. In trasferta i siciliani hanno un rendimento quasi perfetto, 7 punti in 3 partite. Occorreranno i gol di Poyampalo, che sarà supportato anche da Palumbo. Sulle corsie esterne non dovrebbero esserci sorprese. Diachitea gira a destra mentre Augello presidierà la fascia sinistra. In mezzo al campo Segre, reduce dal gol segnato contro il Modena, è destinato alla conferma, così come Ranocchia. In difesa Pierozzi dovrebbe essere confermato nel ruolo di braccetto destro con Peda al centro e Ceccarone schierato sul centro-sinistra. Il Catanzaro nelle ultime 5 partite ha collezionato 3 punti, un momento nero per la formazione calabrese. Adesso parliamo del Catania, quindi ci spostiamo al campionato di Serie C. Dopo aver definito la trattativa per il centro sportivo Torre del Grifo, adesso è tempo di pensare al campo per i rossazzurri. L'ultima sfida contro la Salernitana è finita bene per i rossazzurri, adesso c'è da sfidare la capolista Benevento, sempre tra le mura amiche del Massimino. Il servizio. Messo da parte almeno per il momento il capitolo Torre del Grifo, il Catania adesso è chiamato a concentrarsi sul campo, che tradotto significa Benevento. Un'altra grande partita, un altro scontro diretto dopo quello vinto domenica scorsa contro la Salernitana. Forse ancora più insidioso perché la squadra sannita arriva già consapevole di cosa l'aspetterà al Massimino, uno stadio che si preannuncia tutto esaurito con la presenza anche della tifoseria ospite. Toscano in settimana da un lato ha dovuto smorzare un po' di eccessivo entusiasmo, dall'altro ha alimentato la fiducia. Gli unici 2 giocatori che mancheranno saranno gli infortunati Martic e Raimo. Gli altri durante gli allenamenti hanno dato vita ad una sana competizione per una maglia da titolare. Il dubbio maggiore per il tecnico Mimmo Toscano in vista della sfida di domenica resta su chi affiancherà Di Tacchio a centrocampo. Una maglia se la contendono Corbari, Aloi e Quaini, mentre Cicerelli e Lunetta dovrebbero supportare Forte in avanti. Squadra che vince non si cambia, dovrebbe essere così, ma in base anche all'avversario occorre adottare quegli accorgimenti tattici che proprio Toscano sta studiando per proporre magari qualche mossa a sorpresa che mette in difficoltà un vecchio lupo del campionato come Gaetano Uteri. Questa edizione del telegiornale finisce qui, vi ricordo che TG Sicilia ritornerà questa sera alle 20, dunque non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di giornata a tutti.